Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale, i signori di Napoli. Oggi partita molto importante del Napoli contro una Fiorentina a caccia di un risultato positivo. Attenzione perché restate fino alla fine perché vi do, oltre a piccoli un paio di aggiornamenti riguardo alla formazione del Napoli, vi darò anche due news riguardanti il mercato del Napoli. Infatti, Manna sembra aver chiuso per due colpi eccellenti per il prossimo giugno, in modo tale da dare ad Antonio Conte una rosa ancora più competitiva. Prima di continuare a scoprire tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro Napoli, lato campo e mercato, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella e attenzione signori perché nei prossimi giorni avremo delle notizie molto importanti e avrete insomma la possibilità di diventare i veri protagonisti della nostra redazione. Allora, partiamo subito con un piccolo aggiornamento riguardo la formazione che scenderà in campo oggi alle 15 contro la Fiorentina. Infatti, Conte si affiderà ancora al 3-5-2 e schiererà Mere in porta. A coprirlo ci saranno Di Lorenzo, Ramani e Buongiorno. Centrocampo vedrà Politano sulla fascia destra. Centralmente ci saranno Gilmour, leggermente favorito su Billing, Lobotka e McTominay, che non dovrebbe aver problemi dopo l'affaticamento, mentre sulla fascia sinistra Spinazzola sembra favorito su Olivera. La coppia d'attacco sarà formata da Raspadori e Lukaku. Partiamo da Merè per quanto riguarda il mercato, quindi ci spostiamo dal lato campo. Infatti, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha detto che il Napoli ha svelato che il Napoli sta facendo molta fatica a rinnovare il contratto di Merè. Infatti, l'agente del giovane portiere italiano sta cercando una nuova sistemazione per Merè, soprattutto all'estero. Ed ecco quindi che Manna sta sondando campionato francese, soprattutto quello della Ligue 1, dove avrebbe individuato un paio di portieri molto interessanti per il nostro Napoli. Quindi attenzione signori, piccola news di mercato per voi oggi, quella relativa a Merè e con probabilmente un nuovo portiere che difenderà i pali del Napoli la prossima stagione. Ma la notizia ecco, sul portiere non è l'unica di calciomercato che vi vogliamo dare oggi, infatti vi vogliamo dare due ulteriori aggiornamenti che riguardano il mercato di Napoli, in particolar modo due giocatori veramente molto interessanti, ovvero i nomi sono quelli di Semenio e Zegrova, due assi che stanno facendo faville in questa stagione e che potrebbero arrivare al Napoli nel prossimo giugno, ma vediamo un attimo a che punto siamo. Sempre Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha dichiarato a Radio Capri le seguenti parole, insomma. Nel corso appunto del collegamento, l'esperto di calciomercato ha rilasciato alcune indiscrezioni riguardo l'operazione che il Napoli starebbe conducendo al fine di tesserare Semenio, attaccante sotto contratto con il Bournemouth. Semenio è un calciatore che quest'anno sta performando ad altissimi livelli. Non so se è dovuto alla sua crescita personale o al contesto in cui gioca, dato che il Bournemouth sta facendo una stagione ben al di là delle aspettative. Faccio fatica a non pensare che non sia stato osservato dal Napoli. Il contratto è stato già aperto con l'arrivo di Billing. Se però oggi dovessi puntare una fiche su di lui come principale nome per l'estate prossima, la punterei. Il Napoli, secondo me, ha già le idee molto chiare per giugno. Infatti, vi confermiamo anche noi, da quello che ci risulta dalle nostre fonti, il Napoli è fortissimo su Semenio, ma anche su Zegrova. Che Zegrova, anche da quanto in realtà ho visto, no, che avete commentato il nostro sondaggio, chi preferivate tra Zegrova e Garnacio, in tanti avete detto Zegrova e vi confermiamo che in questo momento per il reparto offensivo, soprattutto per le fasce, Zegrova è in pole position. Semenio potrebbe giocare anche come punta centrale, quindi rischiamo di avere
Rischiamo, nel senso con tutte le, annotazioni più positive del caso. Un Napoli totalmente rinforzato la prossima estate. Semenio, Zegrova e attenzione al nuovo portiere che dovrebbe sostituire Meret. Vi lanciamo questa bomba perché Meret, da quello che ci risulta, vuole veramente, non rinnovare il contratto del nostro Napoli. A questo punto, signori, voglio sapere anche, da voi cosa ne pensate. Semenio, se lo conoscevate già o se è un nome nuovo, Zegrova, se vi piace come nome e cosa pensate della situazione legata al nostro portiere Meret. Commentate, attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo domani per un prossimo video. Buongiorno a tutti e ancora buona domenica.